Immagini in bilico tra la normalità e la sensazione di straniamento, tra la vita quotidiana delle famiglie e quella degli operatori sanitari, tra cerimonie civili e religiose senza pubblico e le strade deserte. Nuoro durante il lockdown vista attraverso l'obiettivo di Gigi Muru, fotografo nuorese che ha documentato i mutamenti della sua città nei 2 mesi dell'emergenza coronavirus. Ho avvertito quasi la necessità invece di documentare quello che stava accadendo a Nuoro, nella mia città. Ho documentato quello che stava accadendo. È venuto fuori, diciamo, un quadro forse universale, nel senso che quello che è accaduto a Nuoro in questi 2 mesi è quello che è accaduto in tutto il mondo. Un progetto che scaturisce dall'anomalia dell'isolamento sociale durante il lockdown e che si accompagna a un altro progetto nato negli stessi giorni dall'eloquente titolo Tempo non ne manca. È un lavoro tributo ai grandi fotografi della storia, ai grandi della storia della fotografia. L'ho iniziato appunto per occupare il tempo, per quello dico tempo non ne manca, occupare il tempo per me, occupare il tempo per i miei 2 figli e quindi da lì è nata, diciamo, questa rubrica quotidiana che per più o meno un mese circa è stata seguita da tantissime persone sui social. Gli scatti di Gigi Muru, visibili sul suo sito web e sulla sua pagina Facebook, sono una riflessione sul presente, ma anche una testimonianza preziosa per i posteri sulla straordinarietà e l'incertezza di questi giorni. Il problema ovviamente è di tutto il settore, penso a chi lavora ad esempio nel campo del matrimonio, della cerimonia, per loro sarà una brutta annata.